la schermata per cui la Lega era diciamo attestata intorno al 6% e con 1,5 milioni di votanti per la Lega Nord, io da leghista ho incominciato a non capire più niente. L'unica cosa che avevo in testa e che ancora mi ronza in testa è questa, che adesso vi faccio sentire così me ne libero. Avete preso per un coglione? Ma no, sei noi! Avete preso per un coglione? Ma no, sei noi! Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male! E questo è il finale dell'allenatore del pallone. Se qualche cinefilo all'ascolto l'ha riconosciuto subito con la mitica scena "mi avete preso per un coglione", e in effetti in tanti ci avevano preso per dei coglioni, e oggi abbiamo così l'onore di aprire questa mezz'ora in cui parliamo solo di noi e di quanto è andata bene, perché questo è una cosa che si può dire quando si prende il 6,2%, quarto partito di quello strano paese chiamato Italia, unico partito oltre al PD ad essere in crescita in questi 4, perché sia per Forza Italia che per i 5 Stelle c'è stata una flessione, quindi il PD, vabbè, Renzi sta camminando sulle acque in questo momento, ben per lui, ma l'altro movimento che cresce è la Lega Nord. E chissà che cosa scriverà Lucio Giordano. Voi direte, ma chi è Lucio Giordano? Ma non vi preoccupate chi è. Lucio Giordano è un giornalista che il 13 luglio 2013, partiamo da lontano, scriveva in un suo articolo: nessuno può salvare la Lega Nord dalla morte politica, dall'eutanasia di un movimento travolto dagli scandali e dalle lotte intestine. Quindi diamo il premio di legno a Lucio Giordano per questa capacità di preveggenza, ci ha proprio azzeccato, però si può dire che almeno lui ha l'alibi che scriveva il 13 luglio 2013, quindi d'estate. Faceva caldo, non poteva immaginare cosa sarebbe successo, doveva riempire un articolo e ha scritto questa cosa. Andiamo in ordine cronologico ed arriviamo a Ivan Testa. Ivan Testa è un po' più recente perché è del 16 gennaio. Sentite che cosa scriveva Ivan Testa. Puntini, puntini. Incapace di ottenere visibilità in qualunque altro modo, il neosegretario Salvini e tutta la Lega sono tornati da qualche giorno a dedicarsi al ministro Kyenge, tra ammiccamenti e borgheziate varie, facendo finta di star parlando di politica e non di un ministro di colore, e sempre con la chiosa finale del "noi non siamo razzisti". La festa sembra finita e anche l'incontro con Marine Le Pen rischia di diventare solo una foto da album dei ricordi, anche perché a fine maggio la Le Pen sarà in Parlamento europeo, Salvini, Borghezio e soci probabilmente no. Medaglia di bronzo quindi alla preveggenza Ivan Testa, 16 gennaio, aveva proprio visto giusto. Quando si dice fiuto politico, questi giornalisti col fiuto politico che non manca neanche al nostro caro amico che è Michelino Davico, il senatore, che lui veramente grandissima lungimiranza. Siamo in quei giorni, 18 gennaio 2014, intervistato a Michelino Davico e gli si chiede: Salvini però pare intenzionato proprio a dare risposte al malcontento del Nord, punto di domanda. Risposta di D'Amico, 18 gennaio 2014, sì, ma non può farlo cavalcando i forconi. I leghisti della prima ora erano gente seria, noi siamo quelli della devolution, del federalismo fiscale, non possiamo comportarci alla stregua di un movimento qualsiasi della disperazione nazionale. Che senso ha invitare i forconi in Parlamento? Il malessere c'è, il rischio sociale pure, ma c'è bisogno di proposte, di governare, non di tornare a elezioni. Ecco perché ho votato la fiducia a Letta. Questo è Michelino Davico, 18 gennaio, ma la medaglia d'oro delle medaglie d'oro, il premio Preveggenza 2014 va ad Andrea Scanzi, il gufo d'oro va a lui, che il 4 aprile 2014, quindi un mesetto e mezzo fa, scriveva: Matteo Salvini era l'ultima chance per la Lega, il migliore o meno peggiore del suo partito, ma purtroppo per lui credo che la fine della forza di cui ora è leader sia assai prossima. Titoli di coda che scorrono comunque, un po' inghiottito dal 5 Stelle, un po' franato via per l'incapacità esibita da larga parte, non tutta, dei suoi rappresentanti, il consenso della Lega non c'è quasi più.
Il Nord è incazzato e quella rabbia livida non va né minimizzata né derubricata genericamente alla voce razzismo, ma la Lega ha mancato l'obiettivo, ha perso l'attimo, ha fallito e non sarò certo io a dolermene. Quindi gufo d'oro ad Andrea Scanzi e una menzione d'onore a Davide Vecchi che aveva scritto riguardo al raduno di Pontida: quel che rimane della Lega si raduna a Pontida. E a lui diamo una menzione speciale, perché questi sono proprio quelli che hanno avuto almeno il coraggio di fare i gufi, in modo di fare delle previsioni che ovviamente sono state nuovamente smentite dai risultati. Mentre menzione speciale a Davide Vecchi, che era stato un po' più così, un po' più nascosto, aveva detto quel che rimane della Lega si ritrova a Pontida. Beh, quel che rimane della Lega si ritrova nelle urne elettorali, sono 1.686.556 voti, pari al 6,2% delle preferenze nazionali. Quindi da domani, anzi dalle 5 in poi, incominciamo a farci delle altro tipo di domande, perché non bisogna sedersi sugli allori. Però credo che tutti coloro che condividono questo ideale oggi hanno il sacrosanto diritto, per 5 minuti e 17 secondi, di sentirsi leggeri. Grazie mille di cuore, alla prossima volta, lo diciamo, ed è una prossima volta molto a breve, perché Salvini stamattina ha rilanciato immediatamente sulla campagna referendaria, che ormai all'ultimo chilometro rimangono una decina di giorni per completare le firme necessarie
per raggiungere il quorum dei 5 referendum, poi ci sarà anche il sesto sull'immigrazione clandestina che però scade un pochino più tardi. Per tutte queste cose è ancora attivo il numero 0266 234 234, ricordatevi di chiamarlo. Ma ritorniamo a questo 6,2% che mi ossessiona e che sono, attenzione, 1.686.556 voti. Ora, per ottenere, diciamo, la definizione da dizionario di metropoli, ci vuole che una città faccia 1 milione di abitanti. Quindi l'elettorato leghista è una grossa metropoli, nel senso quasi 2 milioni di abitanti. Se ci mettiamo anche gli astenuti di questa metropoli immaginaria, facciamo che tra gli astenuti qualche leghista ci sarà stato, me lo concedete nel 40% della popolazione, 400.000 leghisti che sono andati al mare? Mettiamo anche loro, così facciamo cifra tonda, arriviamo a 2 milioni, questa metropoli leghista, che magari non la troverete nelle cartine geografiche per ora, però la trovate ad esempio all'ascolto di Radio Padania, oppure a leggere il giornale La Padania, oppure a pensare e a credere negli stessi ideali che non sono però, attenzione, così diciamo granitici come appaiono da fuori. Non tanto nelle parti, diciamo, principali, non nel nucleo principale che certo accomuna tutti i leghisti, ma è interessante, e volevo farvi questo giochino che ho preparato grazie anche a un sondaggio SVG, andare a scandagliarlo questi 2 milioni quasi di persone. Un sondaggio dell'SVG ha chiesto agli elettori come si definiscono, e funzionava così: prima si chiedeva per quale partito si vota, l'elettore rispondeva nel nostro caso Lega Nord, e poi c'erano una serie di sottocategorie, ad esempio, non lo so, moderato, anticasta, etico, riformista, eccetera eccetera. Bene, il risultato della Lega Nord è che il 27,4% dell'elettorato della Lega Nord si definisce leghista e basta. Quindi in questa nostra metropoli immaginaria, questo movimento che possiamo chiamare Padania Ortodossa, il nome l'ho dato io, è il primo partito, maggioranza relativa, gli basta essere leghista senza troppe menate e prende il 27,4%, che è un signor risultato in questa nostra metropoli di 2 milioni di abitanti. È seguito dalla Padania moderata, pensate, il 20% dell'elettorato leghista si definisce moderato, e pensare che invece viene etichettata poi la Lega come il movimento estremista, eccetera eccetera. Al 12,3% Padania liberale, quindi tutti coloro che oltre ad essere leghisti si definiscono liberali. Al 10,3% Padania anticasta. Non state ad aspettare Padania misteriosa, purtroppo in questo elenco non c'è, ma c'è una serie di elettori che si definiscono anche autonomisti e sono il 6,8%. Ci sono un'altra frangia di elettori che si definiscono anticomunisti, quindi Padania anticomunista, che prende il 6,2% nelle immaginarie elezioni di questa nostra metropoli padana. Poi abbiamo Padania etica, che fa parte di tutti coloro che si definiscono anche elettori etici, è un po' aleatoria, però la prendiamo come, funziona bene come nome, no? Padania etica piace, e quindi la prendiamo, prende il 5,5, comunque un buon risultato anche per Padania etica. Padania riformista, incominciamo a vedere un solco perché si pone sul 2,7% dell'elettorato leghista. Padania rivoluzionaria prende il 2,7% anche lei. La Padania ambientalista prende il 2,1%, c'è addirittura una frangia di elettorato intorno al 2% che si definisce apocalittica e prende il 2,1%, e poi c'è la mia, che è la Padania anarchica, che prende 1,4%. non so se ci sono seggi, perché non so come verrebbero ripartiti i seggi, però siamo meglio comunque di Io Cambio, sai, quelle cose che avete trovato nella scheda elettorale. Siamo forse sopra anche Scelta Civica come Padania anarchica, adesso vorrei vedere, siamo ampiamente sopra Scelta Civica come Padania anarchica. E poi chiude fanalino di coda Padania antifascista allo 0,7%. Sarà che nel 2014 antifascista ormai è diventato qualcosa che è consegnato un po' alla storia. Allora, vi ho fatto questo elenco. La domanda
che lo originava, io poi l'ho sistemato ovviamente per renderlo più radiofonico, era questa, e se volete rispondermi così per gioco, per SMS potete benissimo farlo. La domanda era questa: se lei dovesse scegliere una definizione politica per se stesso, al di là del voto che esprime, come si definirebbe? Non vi do l'elenco a risposta chiusa, datemi voi l'elenco a risposta aperta. Se siete dei leghisti all'ascolto, sono un leghista, e mettete di fianco l'aggettivo, se vi va, con la massima fantasia, con la massima libertà di questa grande metropoli leghista che conta 2 milioni di abitanti. Io penso che ci siano delle nazioni europee che non ne contano molti di più, quindi focalizziamoci su 2 milioni di anime salve, per dirla alla De André, e per questa mezz'ora direi che possiamo assolutamente sorridere, e non solo per questa mezz'ora, possiamo sorridere guardando al futuro, perché se è vero che il partito di Renzi ha preso un grande successo elettorale, è anche vero che è solo in mezzo a un deserto di rovine, perché tutti gli altri movimenti politici che si sono presentati a queste elezioni sono praticamente tutti in ribasso. Gli unici 2 movimenti politici che crescono sono, oltre al Partito Democratico, la Lega Nord. Tutti gli altri o sono in ribasso o sono in una leggerissima crescita. Io oggi, che è il giorno dopo le elezioni, abbraccio tutti gli appassionati anche della lista Tsipras, che avranno fatto la notte a vedere questo 4,01 che non doveva diventare 3,9. Alla fine per un punto l'hanno spuntata. Oggi è il giorno dopo le elezioni, quindi siamo tutti più buoni, e con fair play vi faccio, diciamo così, un abbraccio per la lunga notte, per voi lunghissima, a differenza, diciamo, di quella della Lega, dove certamente ci avete sentito forse in diretta ieri sera su Radio Padania, l'atmosfera era ben altra. Allora, questa è un'altra canzone che però, dopo aver dedicato, diciamo, la intro a Matteo Salvini con Lino Banfi, l'allenatore del pallone, mi avete preso con un coglione, poi dopo aver dedicato Leggero a tutti coloro che hanno votato, è giusto ricordare che se questo risultato c'è, è sicuramente perché Matteo Salvini è riuscito a essere un personaggio di grande richiamo mediatico, e questo non era affatto scontato quando è incominciata questa avventura, ma poi tutto ciò è stato possibile anche perché sul territorio, a fare i gazebo fisicamente per la strada, non c'era sempre solo il fantasista della nostra squadra, il brasiliano Salvinho, che ha fatto un sacco di gol in questo campionato, ma c'erano un bel centrocampo fatto da tanti militanti, a cui dedichiamo un'altra canzone di Ligabue, e poi dopo le 5 invece vedremo di analizzare un po' il voto. Però non andate via e sentitevi Una vita da mediano. Da mediano a montare gazebo, a volantinare davanti a gente che dice no grazie, non voglio.